Spesso si confonde la parola volontario con improvvisazione, non è così. I volontari della Protezione Civile del Veneto sono molto addestrati, sono molto preparati, superano dei corsi e fanno anche continuamente esercitazioni per tenersi operativi. È fondamentale perché nel momento in cui c'è l'emergenza vera non c'è il tempo di fare prove, test o star lì a pensare, è necessario agire in tempi brevi, quindi l'importanza delle esercitazioni è grandissima. Si coglie spesso l'occasione anche durante le esercitazioni per fare degli interventi sul territorio di prevenzione, perché ricordiamo che la Protezione Civile non si occupa solo di gestione dell'emergenza ma anche di previsione, prevenzione oltre che di post-emergenza. Noi all'interno della nostra stazione abbiamo diversi volontari che nell'ambito del proprio lavoro usano mezzi particolari come scavatori, pinze, trattori, vericelli e tutto quello che serve, diciamo, per la movimentazione del legname. Siamo particolarmente, essendo in un territorio montano, siamo particolarmente, diciamo, esperti in questo settore. Noi siamo la sezione di Feltre, siamo oltre 400 volontari in protezione civile distribuiti su tutto quanto il territorio feltrino, siamo 11 gruppi che sono sparsi in tutto il territorio feltrino, che parte da Quero e arriva fino a Lamont. Durante Vaia siamo stati impegnati principalmente nel nostro territorio, ma siamo partiti la settimana prima nell'incendio della Valle di San Lucano. Per poi la domenica successiva già essere pronti per andare a svuotare cantine nel paese di Alleghe. E da lì siamo partiti per poi concentrarci maggiormente nel nostro territorio feltrino, che è stato particolarmente colpito, e la città di Feltre in maniera particolare. Il nostro compito principale è quello di fare da logistica a tutti i volontari che arriveranno da tutto il Veneto, e per questo abbiamo messo a posto la caserma e cerchiamo di dare il meglio di noi stessi per far sì che i volontari che vengono qui possano trovare una degna accoglienza.